Anche per ben vivere, la classifica che premia nettamente le città del nord, elaborata dal quotidiano cattolico Avvenire, unitamente alla scuola di economia civile, Agrigento non brilla. L'importante quotidiano nazionale stila una graduatoria della città, determinandone anche la percezione che hanno i cittadini rispetto a quanto bene si viva sul territorio. Per questo Avvenire ha analizzato una serie di indicatori che stilano una graduatoria che mette in fila i capoluoghi di provincia italiani su base provinciale, appunto in relazione a tanti indicatori di qualità della vita. Tutto serve ad elaborare una fotografia della qualità di questa vita sul territorio, anche in forte relazione con i servizi alla persona. Agrigento e la sua provincia sono al 102° posto come dato composito, primato negativo se si considera che l'ultima in classifica è al 107°. Ma vediamo nel dettaglio: 100° posto per servizi alle persone, 101° per il lavoro, 103° per economia ed inclusione, 105° per capitale umano, ovvero il livello di istruzione e la capacità di innovazione della popolazione, specie nella sua componente giovanile. Per responsabilità civile, ovvero mercato, istituzione, cittadinanza attiva, imprese responsabili, si classifica all'88° posto, generatività in potenza 103°, generatività in atto 94, condizioni di generatività 98, 98° per salute, 74° per ambiente, turismo e cultura, 96° per accoglienza. Agrigento si salva con la demografia, conquistando un buon 16° posto, mentre nel dominio di demografia e famiglia si piazza al 38°, con la salute psichica poi al 43°, 35° per l'impegno civile, 43° per legalità e sicurezza. Insomma, anche in questa classifica, se non siamo all'anno zero quasi, e in molti aspetti purtroppo tutto questo è visibile agli occhi dei più.